Al San Giorgio di Bari sfida a playoff tra Figempa e Campese, con gli ospiti avvantaggiati di 4 punti ma con il jolly ancora da giocarsi, con il recupero contro il San Siro Struppa ancora da disputare. Rispetto ad una settimana fa la Figempa rimpiazza tra i pali l'infortunato Burlando con Lucano, Morasso retra sulla linea difensiva al posto di Alfarone dentro dal primo minuto, Curcio e Maciò, mentre tra gli ospiti si rivedono in panchina dopo diverso tempo Mirko Pastorino e Solidoro. Si parte subito con un episodio da Moviola sulla punizione di Merlo Bosio, a giudizio del signor Angelotti della Spezia allarga troppo il braccio, accordata la massima punizione dopo soli 7 minuti alla battuta Pietro Pastorino dagli 11 metri che apre troppo il compasso, sfera che sfila sul fondo, quindi occasione per il vantaggio sfumata dopo pochi minuti. Ad 1 minuto dalla mezz'ora il contrasto tra Merlo e Francesco Gilardi viene invece ritenuto regolare, ma risponde subito la Figempa 5 minuti dopo con il piazzato di Bosio accompagnato in angolo da Davide Esposito. Daniele Orlandi con le sue immagini ci proietta al secondo della ripresa con il cross di Altamura per l'acrobazia di Enrico Maciò che sfila non distante dal palo di Lucano. 4 minuti dopo il numero 1 di casa si oppone alla punizione di Merlo, a Davide Marchelli non riesce il tap-in vincente con Paffumi a bonificare l'area. Appena 60 secondi dopo il cost to cost di Altamura viene interrotto al momento decisivo dal riflesso felino con i piedi di Lucano che riesce a mantenere inviolata la porta. Edo Esposito vuole la posta piena e al 17esimo rischia il rientrante Solidoro proprio per Altamura, ma al 20esimo sono proprio gli ospiti a rischiare sulla girata di Bosio all'altezza del dischetto. I verde-blu protestano perché la sfera sembrava aver oltrepassato la linea di fondo prima che Carboni si impadronisse della sfera per poi servire il compagno. Sulla rimessa di Cazzulo poco dopo Raschella tenta di aggirare Codreano, a giudizio dei padroni di casa il romeno interviene con il braccio, non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia correre. La penultima chance per i 3 punti è firmata Campese, ma la punizione di Rena è letta senza affanni da Lucano che allontana non rischiando la presa ad 1 minuto però dal termine, quindi in pieno recupero un'altra punizione di Carboni a sfiorare il vantaggio con Alfarone e Curcio che non riescono ad intervenire sulla traiettoria. Risultato giusto quello del San Giorgio di Bari, con nessuna delle due squadre ad esercitare una supremazia netta. A rammaricarsi forse maggiormente però la Campese, se non altro per il rigore fallito nelle prime battute di gioco.